Torna a Lecce un evento storico, 55esima edizione del Rally del Salento e quinta edizione del Rally storico del Salento. Finalmente torniamo qui nella capitale del barocco che da sempre ha ospitato questo evento sportivo di carattere nazionale e oserei dire internazionale. Siamo contenti di essere ritornati qui a Lecce, un ringraziamento sentito va all'amministrazione comunale che è stata entusiasta di accogliere l'evento di nuovo qui a Lecce e dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che ci saranno tante novità, non solo per gli sportivi, per gli appassionati di motorsport, ma per famiglie, per ragazzi e per chiunque voglia avvicinarsi al mondo del motorsport. Non è soltanto Lecce tappa del rally, ci sono anche altri centri della provincia di Lecce. Sì, oltre 10 comuni verranno interessati dal circuito del Rally del Salento. Ricordiamo però le prove speciali ad Ugento alla pista salentina, Torre Padulia, Specchia e Santa Cesarea Terme. Verranno però interessati anche altri comuni come quello di Casarano, di Maglie, interessati da trasferimenti e anche a loro va un grande ringraziamento per la fattiva collaborazione che stanno avendo nell'organizzazione dell'evento. Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Lecce che quest'anno ha ospitato questa manifestazione. Assolutamente sì, è fondamentale la collaborazione con il Comune di Lecce che è stato entusiasta di ospitare qui in Piazza Mazzini la 55esima edizione del Rally. Una collaborazione che si sta traducendo in numerose iniziative con tanti eventi nell'evento, sim racing, e-sport, area food destinata alle degustazioni, sicurezza stradale con Ready to Go ACI e tante altre novità insieme a contest dedicati agli appassionati. È seconda tappa del campionato italiano Rally Asfalto, coefficiente 1.5, quindi un coefficiente molto elevato, una sfida molto vincente e sarà anche valida per il campionato italiano di zona di rally. Per cui un evento nazionale, internazionale di carattere sportivo destinato agli appassionati, agli sportivi, ma anche a chi per la prima volta vuole conoscere e avvicinarsi a questo meraviglioso mondo. Sì, la vera novità di quest'anno è proprio il villaggio rally. Ci saranno attrazioni per famiglie sportive, appassionati, un angolo dedicato al sim racing, quindi tutti ci potremo mettere alla prova, bambini e adulti, con i simulatori di guida. Insieme a noi quest'anno anche dei partner sportivi internazionali del calibro di Pirelli e di Sparco, un'area degustazioni che valorizzerà le eccellenze del territorio, e senza dimenticare una vasta esposizione di auto e moto a cura delle più importanti concessionarie locali e ovviamente non dimentichiamo mai una cura particolare per il nostro patrimonio automobilistico storico. Ci sarà un angolo dedicato anche alle auto storiche, quindi vi aspettiamo numerosi, appassionati e meno appassionati, venite a scoprire tutte le novità qui in Piazza Mazzini il 26 e il 27 a partire dalle 16.